In occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'assessore alla cooperazione Isi Coppola ha consegnato 2 edizioni del premio annuale Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli. Un premio è stato assegnato per l'anno 2007 a Pascal Nkwe, vescovo del Benin, e per l'anno 2008 a Chiara Castellani, medico missionario laico in Congo. Il Veneto è la regione d'Italia che ha collezionato più medaglie tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Pechino e di Torino, ed è tra le prime regioni in Europa per diffusione tra la popolazione della pratica sportiva. Il presidente Galan e l'assessore allo sport Giorgetti ad Abano Terme hanno consegnato il Ducato d'Oro a 15 atleti veneti che hanno conquistato una medaglia. E lo sport nell'educazione dei nostri giovani è qualcosa di fondamentale al pari della scuola. E per questo noi abbiamo cercato di fornire tutti gli strumenti perché i giovani facessero sport. Quando tanti fanno lo sport, quando tanti si dedicano, ci sono quelli che lo fanno e si divertono, ci sono quelli che imparano, ci sono anche quelli che vincono una medaglia alle Olimpiadi. Il CONI ha voluto assegnare un premio speciale anche a tutti gli oltre 65 atleti che hanno partecipato alle recenti competizioni internazionali. Il presidente del Comitato Olimpico Regionale Gianfranco Bardelle ha ricordato che in Veneto vi sono 12.000 società sportive attive nelle diverse discipline a tutti i livelli. Firmata la Convenzione per la gestione del passante di Mestre attraverso la costituzione della società mista Stato-Regione CAV, Concessioni Autostradali Venete SPA. A siglare l'accordo i presidenti di ANAS Pietro Ciucci e di CAV Alfredo Biagini, alla presenza del governatore Galan. L'assessore alla mobilità Chisso è stato uno dei massimi promotori dell'iniziativa. Tanto cosa significa CAV che i cittadini non sanno? Significa concessioni autostradali venete, significa che gli utili di gestione del passante del tratto Venezia-Padova rimangono in Regione Veneto per far cosa? Per fare ulteriori investimenti in infrastrutture, siano essi ferroviarie o siano esse stradali. 14 milioni di euro in 3 anni per contrastare il caro mutui è la cifra stanziata dalla Regione nell'ambito del piano contro la crisi finanziaria. Per l'assessore all'edilizia pubblica Massimo Giorgetti l'iniziativa è necessaria per far fronte ad un problema sociale. Noi interverremo per riallineare quel rato di mutuo che da magari 500 euro è passato a 800-900 euro proprio per l'aumento, per dare un contributo fino a 25.000 euro in conto interessi per riportare quella tassa a quel ratto di mutuo a una cosa che è supportabile dal reddito familiare. Chi aveva previsto di poter pagare 500 euro evidentemente non riesce a pagarne 800 e quindi gli diamo una mano.